Che quando mi è arrivata la notizia che era campione di incasso, cioè che quest'anno ricevevo sicuramente il biglietto d'oro con un film mio, che poi è il riconoscimento più bello per un attore, che significa che la gente ti vuole bene. Però una cosa bellissima che ti devo dire, anzi che vi devo dire, perché come vedi la situazione la devo distribuire questa cosa, fu una lettera che mi arrivò da parte di alcuni esercenti che grazie all'incasso del mio film potevano pagare gli stipendi ai loro dipendenti. Allora pensa quanto è importante il cinema, al di là di tutto. Io il consiglio che do proprio agli attori, sceneggiatori, a qualsiasi persona che sta nell'ambiente, ovunque e soprattutto comunque, ognuno ha sempre dei giudizi e soprattutto comunque ognuno ha sempre dei giudizi personali, se va a vedere un film, dei giudizi su un attore. L'importante è che alla fine, dopo che uno ha detto quello che pensa, dica sempre la mitica frase: andate al cinema, che quello è fondamentale. Sì, torno con un film però Natale 2014, mi prendo un po' di tempo in più e a Natale 2014 siamo al cinema. Senti, quest'estate torni a San Pancrazio Salentina con il tuo spettacolo? Ma studiamone poco, perché pure qua, nel senso, poi uno non può dare, però non vedo l'ora proprio di andare sul palco e di far dimenticare alle persone che ci stanno tanti problemi. Che consigli? Far ridere non è una cosa complicata, però pure per fare chiacchiere basta una bolletta o telefono. Vedi, la comicità deve nascere spontanea, non è che uno tiene una battuta, me la conservo, sto nella vita privata, ma quando mi faccio cercare. Sì. Che consigli senti di darti a questi talenti? No, visto che comunque prepara qualcuno pure più bravo di me, cioè comunque a posto. Anzi, la prossima volta venga a papà pure l'iscrizione creatura. C'è un ragazzo che era bravissimo. No, bene, di continuare e non di essere, si dice sempre l'importante è essere se stessi. No, che si sia proprio una chiave, che è meglio che si nato. Il nome d'arte Alessandro Siani come nasce? È perché fece un primo spettacolo molto giovane e pensa, sul manifesto di questo spettacolo c'era Salvatore Esposito, Gennaro Esposito, Pasquale Esposito, Alessandra Esposito, insieme, sono stati famiglia. Se mo cambio il cognome al volo e così è nato. Ma pasticciato io mangiavo